vola nel bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, e avanti andiamo, volano vale per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. Festa do fim de semana, só um
lunga attesa. L'ultima partita che ho fatto da telecronista è stata a gennaio addirittura, di preciso il 10 di gennaio, quindi è praticamente un mese e 11 giorni che non faccio una telecronaca perché con Verona avevo un compleanno, il Brembo ero a fare lo speaker, sostituzione dello speaker ufficiale della Biancorossa Paolo Sprinzi, quindi è un piacere ritornare a fare le telecronache. La Rotoblast invece deve assolutamente recuperare a livello fisico e mentale perché la situazione al momento non è delle migliori perché siamo in piena zona retrocessione, quindi dobbiamo augurarci di fare la nostra partita perché questa è un'avversaria che all'andata ci ha battuto 3-0 ma che al momento in classifica è avanti di poco rispetto a noi, quindi fare i 3 punti oggi vorrebbe dire dare un chiaro segnale al campionato che siamo ancora in lista per restare in Serie B1. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 16ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e l'Hydras Torbole Casaglia. Le ragazze di Luca Parlatini ci arrivano con una serie negativa di 3 KO di fila con 4 KO di fila che in realtà ho saltato Giorgione, quindi con oddio, scusate, sono un attimo impallato perché è un mese che non faccio la telecronaca. Dopo le sconfitte, sì, con 3 squadre Balneario, Arena Volley Team Verona, Brembo Volley Team e la settimana scorsa con Giorgione. Ovviamente la Rotoblast ha comunque le carte ancora per giocarsi questa stagione. Ovviamente non è una delle stagioni migliori del nostro arrivo in B1, forse probabilmente è una delle più difficili, però quello che so è che le ragazze daranno di tutto per le prossime 10 giornate per riuscire ad agguantare questa salvezza. Allora l'arbitro dell'incontro, Chiara Rittardo di Verona, dice che si può lasciare il campo, quindi fra poco ci sarà lo starting six e noi torneremo dopo lo starting six. Allora gli arbitri dell'incontro sono la signora Chiara Rittardo di Verona e la signora Alice Crivellette di Verona. Un'arena biancorossa abbastanza piena questa, dovuta al fatto che c'è stato il carnevale dei ragazzi oggi, quindi speriamo se sarà di buon auspicio, perché nell'ultima partita con Brembo ho visto un palazzetto molto spento, molto attento, e speriamo che oggi la carica arrivi da tutti i ragazzi giovani che stanno vivendo qua la partita. Allora noi adesso lasciamo il microfono aperto, lasceremo la parola allo speaker Paolo Sprinzi e torniamo tra poco per il commento della 16ª giornata. Comune di Volano e Volano Volley, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre auspica che tale influenza sia migliorata ogni giorno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza. Grazie. Benvenuti all'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volano. 3/4. Terza giornata del girone di ritorno al campionato nazionale Serie B1 Girone C.
Guarda che ho già lo schermo mezzo rotto, quindi ti continua a battere. Ah, cosa fatta? Il colpo dei Casali a Brescia. Arbitro di conto. Primo arbitro, la signora Chiara Rizzardo di Verona. Secondo arbitro, la signora Alice Presidente di Verona. Proporto Statutele. Ecco qua, infatti per quello che ho detto. Dopo le medaglie al campo con numero 6, Adriana Silzi. Con numero 8, Rene Campi. Con numero 9, Carlotta Pinazzoli. Con numero 11, capitano Davide Canevali. Con numero 12, Emma Caterpia. Con numero 17, Aurora Martesini. In libero, Camilla Piccati. Adesso il signore questa signora Irene Padro e il signore Nicola Bonissi. Rob Glass, Eccoci qua allora. Eccoci allora qui pronti per commentare la partita. Nessuna sorpresa da parte delle due formazioni. Inizierà adesso Arena Biancorossa molto piena. Ci sono tanti calciatori qua, quindi potrebbero esserci cori da ultra veri e propri. Infatti. Allora ci siamo. Servizio Adriana Simsi per Torbole Casaglia, che ha il compito del primo servizio di questa 16ª giornata. Buon divertimento a tutti e inizia la partita. Servizio su Ferrari, Pinarello alza, zona Petruzziello che attacca, c'è la difesa della numero 12, la Perchia. Tentativo d'attacco vincente di Carlotta Pieraccioni.
Primo punto allora a favore dell'Indra Torbole Casaglia. 1-0 il punteggio. Ancora Arianna Simsi. Vediamo Simsi, servizio battuto. Ferrari, Pinarello alto in baga, zona back-in che però viene durata. Secondo punto per l'Indra Torbole Casaglia che si porta sul 2-0. Quindi siamo 2-0 adesso a favore della formazione bresciana. Servizio battuto su Piero Boni, Pinarello, attacca Bacchin. Bacchin a momenti ha dato con un brutto colpo. Piero Boni attacca Carlotta. Fatto l'attacco della capitana. Primo punto per la Rotova. Siamo 1-2 adesso. Carlotta Petruzziello. La capitana battuto e arriva la Perchia ad alzare. Attacco che non c'è il tocco sull'attacco di Pieraccioni, quindi parità all'Arena Biancorossa. Siamo 2 pari. Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto su Simsi. Attacco di Pieraccioni che non passa. Altra opportunità con Marchesini che non viene sfruttata. Attacca Bacchin, giocabile. Thomas Setic, palla in campo. Arianna Thomas Setic. Terzo punto Rotovlas, 3-2. Servizio out. Riccardo. 3 pari. René Campi al servizio. Attenzione, servizio battuto, servizio sbagliato però perché la palla si spegna in rete. 4-3. Anna Bacchin al servizio. Battuto, ricevuto la Perchia. Tentativo che non passa perché c'è Thomas Setic. 5-3 punteggio. Allora ancora Bacchin al servizio. Tentativo da attacco. Pico 4. Servizio Carlotta Pieraccioni per Torbole Casaglia. Tutto. Ferrari riceve il servizio. Pinarello attacca Camilla Ferrari. Mani out Camilla Ferrari. 3-4 punteggio. Arianna Tomasetic al servizio. Tutto. Opla la la. Doppia 7-4. Ancora Arianna Tomasetic al servizio.
Servizio sul libero. Severi. Attacco tentato da Marchesini, ma accettato Thomas Ettige. Severi. Attacco vincente di Aurora Marchesini. Non ci ha potuto arrivare. Che paura, Ma Pinarello, non so se si è sentito in diretta, però c'è stata una bomba qua, a cassa. Piero Bon, Marchesini, sì, Marchesini. Pinarello, Camilla, palla e campo. 8-5. 8-5 l'altro Velasco. Sembrava di essere a San Siro, ragazzi. Sono quei bomboni che si sente in televisione. O forse è caduto Simone Zoni. Che le sue cadute si sentivano fortissime. Pinarello. Io la so. Flavia Cannevali al servizio per Torbole Cataglia. Ferrari, Pinarello, Bruziello prova l'attacco, c'è la difesa di Tiraccioni. Stato l'attacco. Beh. 8-7. Luca e Andrea chiamavano fallo di infrazione di terza linea, giusto? Seconda? Sì, seconda linea. Servizio in rete di Flavia Cannevali. 9-7. Camilla Ferrari al servizio. Ricevuto Marchesini. Attacco tentato da Simsi che non va a buon fine. Al centro Ferrari, out. Impossibile. O era tocco, ma era out nettissimo. Lei ha indicato lui, ma non il tocco, non si è toccato. Questa era out netta. Ci è andata bene qua. 17. La Perchia. Attacca vincente. 17 Rotoblat. Attacco out. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano, siamo 11-7 a favore della Rotoblat nel corso di questo primo set. Servizio ancora Camilla Ferrari. Ricevuto Marchesini. Attacca proprio Marchesini. Ottavo punto a favore di Emma Laperti al servizio. Attacca Carlotta, difesa però da Severi. Tentativo.
I Marchesini però giocabile ancora per Torboleta, il pallonetto che è vincente. 11-9. E si rifà sotto. Ferrari da parte di Laberto. Attacca Bacchin. Tocco non c'è. 11-10. Ed arriverà adesso il time out per Luca Parlattini. No. Che darà porta alla prossima azione. Sperando che non sia. Manuela Bortavi ha provato l'attacco, ha difeso la Perchia. Bon. Pinarello attacca Bacchin. Attacca al centro. Ha provato al centro Marchesini. Bacchin, free ball. Piero Bon, Pinarello, Ferrari. Mani out, vincente di Adriana Sinsi. Un parità che vale l'11 pari. Time out, sponsor. In diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano, 11 pari il punteggio nel corso di questa prima frazione di gioco. Il servizio è Malaperchia per Torbole e Casaglia. Ha ricevuto Ferrari il servizio. Bacchin. Niente tocca a muro. 11-12. Vantaggio Casaglia. Pronta a entrare Monica Costalunga per Anna Bacchin. Servizio alla Perchia, battuto sempre su Ferrari. Pinarello al centro, Bortavi. Emanuela Bortavi. Adriano Tomasetti. No, che hai fatto il muro vincente di Emanuela e di Arianna Tomasetic. Al servizio Emanuela Agbortavi. Ha ricevuto Severi. Attenzione. Pari. 13 pari. Non pronta la difesa della Rotoblas in questa occasione. Servizio di Simsi. Inare, attenzione! Costruzione è andata bene. Ci pensa la capitana. Mamma mia che pasticcio stavano per fare Ariane e Matilde. Va il servizio alla Carli. Out. Di nuovo parità.
Servizio Rene Campi. Servizio in rete di Rene Campi. 15-14 adesso a favore della Rotoclass. Monica Costalunga al servizio. Tutto. Free ball. Pierobon riceve. Pinarello attacca. Camilla Ferrari. A 14. Matilde Pinarello al servizio. Attacco vincente della capitana Flavia Caneval. A 15. Carlotta Pieraccioni al servizio. Servizio va a sbattere sull'asta. 17-15. E arriva l'Ace. A 15. Servizio di Tomasetic. Poco fa autrice delle Ace. Attenzione, ancora un ingarbugliamento. Agbortavia, una mano sola. Ci pensa Simsi. Pinarello attacca Camilla Ferrari, ha difeso Simsi. Giocabile, giocabile! Ci sta, ci sta. Ciotto a 16. Servizio Aurora Marchesini per Torbole Canaglia. Battuto il servizio su Ferrari. Pinarello. Ferrari attacca. Ti vedo. Mamma mia, che guarda disinnescato Severi. Severa. No! Ricca. Diciassette a 18. Aurora Marchesini ancora nel servizio, si rifà sotto Torbole Casaglia. Servizio, dava out Ferrari. Sbaglia Portavi. Sotto pari. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'arena Biancoro Tricolore, siamo 18 pari nel corso di questo primo set. Degli errori molto pesanti da parte nostra ci hanno portato a questo pari. Servizio battuto da Marchesini. Bortato. Manuela. Ecco Bortato. 19 a 18. Matilde Pinarello al servizio. È arrivata mercato di gennaio durante la pausa.
Attacco tentato da Marchesini. Prova Ferrari. Col tocco che c'è. 20-18. Chiudo la nostra ancora con Matilde Pinarello al servizio. Ancora Matilde Pinarello al servizio. Doppio cambio per Casaglia. Allora esce Carlotta Pieraccioni per Alice Pezzotti, ex di turno, che è stata nella stagione 19-20 con la Rotoblast. Poi esce Emma La Perchia, scusate, entra la numero 4 Alessia Lumini, il classico opposto e palleggiatore a cambio di ruolo. Ancora Matilde Pinarello. 20-18. Semplice battuto. Ricevuto Marchesini. Alza Severi. Tentativo d'attacco provato da Silzi. Ferrari attacca ed è vincente. 21-18. Arriva il time out per Torbole. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorso di Volano. 21-18 il punteggio nel corso di questa prima frazione di gioco. Time out finiti per entrambe le squadre, quindi adesso andremo avanti fino alla fine del set. Piero Bon attacca Ferrari ed è vincente Camilla Ferrari. 22-18. Pinarello serve su Severi. Pezzotti. Out vincente di Lumini. Allora al servizio Flavia Canevali. Servizio su Ferrari. Pinarello. Out l'attacco di Carlo Petruzziello. Ha fatto un movimento col corpo che mi ha fatto spaventare. Forse non si fosse presa una storta. Va traballato però. Ferrari riceve il servizio di Canevali. Piero Bon. Petruzziello ha conciato la free ball. Attacco vincente di Torbole Casaglia che si rifà sotto. 21-22. Battuto su Ferrari. Agbortavi. Agbortavi. Sparro per tenere servizio giocabile, ha difeso Agbortavi però giocabile. Andava out, che Piero andava out. Attacco vincente di Alessia Lumini. Rientrano in campo La Perchia e per Pezzotti. Ed esce Lumini e rientra La Perchia. Quindi risistemati i cambi.
Walter Vita e Malaperchia. Aperti al servizio. Ferrari ha ricevuto l'attacca Petruzziello. Campo! Petruzziello, la Casti. Non è Alisia però contratta. È Bortapi. Oh, giocabile. Attacco vincente di Pieraccioni, 24-23. Adriana Sinti. Battuto. Ari. L'attacca Monica Costa Lunga. 25-23. Il primo set concluso per la Rotblast. Allora andiamo con gli spot e torniamo per l'inizio del secondo set.
Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 1-0 per la Rotobas dopo il primo set di gioco chiuso 25-23. I punti di squadra: 3 Agbortavi, 1 Costalunga, 3 Petruzziello, 7 Ferrari, 4 Tomasetici, 18 punti di squadra e 7 su errore di Torbole. I punti di Torbole invece sono 3 Lumini, 3 Sinzi, 1 Campi, 2 Pieraccioni, 2 Canevali, scusate, e 4 Marchesini. 15 punti di squadra e 8 su errore della Rotobas. Quindi sugli errori siamo simili. Emanuela Agbortavi al servizio, che apre il secondo set. Tentativo a pallonetto di Simsi, difesa da Agbortavi. Monica Costalunga, Monica Costalunga. Primo punto per la Rotobas, 1-0. Portavi il servizio su Riccardi, che ha preso il posto di Severi in questo secondo set al momento. Out per Monica Costalunga. 1 pari. Soprattutto su Ferrari. Minarello, Tomasetti, curata da Cherubini. Secondo punto per Idras Torbole Casaglia. Servizio battuto da Sims su Ferrari, Truzziello, Marchesini. Aperchia, Ferrari, attacca Monica Costalunga, forse andava out, questa era buona, probabilmente Petruzziello. Carlotta Petruzziello, la capitana. 2 pari. Carli, servizio battuto e hit! Tre a 2, quindi ace di Petruzziello. Marchesini, Murata! 4-2, Carlotta Petruzziello, ancora lei al servizio. Murata, ancora giocabile però questa volta Piero Bono. Pinarello, Monica Costalunga. A 2 il punteggio, Carlotta Petruzziello. Ancora il servizio. Sponsor.
Però ho fatto là. Nella confusione. Mamma mia che confusione. Sarà perché ti amo, si dice. Tentativo. Buono ancora per Torbole. Out. 7-2. È possibile tutto errore. Carlotta battuto e Robon ha difeso Monica. Pallonetta ci ha provato, ha difeso Lijai. Ferrari difeso dalla Perchia. Riccardi palla in campo. Allora al servizio Torbole Casaglia con Marta Cherubini. Difeso e ha ricevuto, scusate, Camilla in mezzo al muro di Cannevali e di Sky. Monica Costa Lunga al servizio. Battuto Simsi. Ligas. Guarda l'attacco a difeso Petruzziello che con lo tiro del muro. Ferrari murata da Cannevali. Ferrari ha provato l'attacco ma è stato difeso. Torbole Casaglia, mani out di Pamela Di Calcio. 8-5. Battuto Ferrari. Inarello, Thomas Tettig, provato l'attacco, ha difeso Simpi. Chiesini. Ferrari, praticamente da ferma. Tentativo di muro che non riesce perché era pronta la difesa di Torbole. Poi Pamela Di Calcio. 8-6. Time out per Luca, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo 8-6 a favore della Rotoplas nel corso di questa seconda frazione di gioco. Pronto al servizio Torbole Casaglia.
prova attacco con Marchesini. Protettige Pinarello. Camilla Ferrari. Allora, 9-6. Che trovi mi fa venire la tosse, mi fa venire. Allora, Tomasetti già al servizio, battuto su Licage. Va Licage attacca in mezzo al muro. Però passa. Però salva Monica Costalunga. Però ancora giocabile. Ci ha provato questa volta Canevali. Ancora una volta Costalunga. Ferrari attacca, difendo. Giocabile. Free ball. Petrucciello. Pinarello, Ferrari. In mezzo al muro, stavolta difende Simsi. Licage. Vedete il terzo è quello buono. Ovviamente Monica ci ha provato 2 miracoli, il terzo non è riuscito. 7-9. Arianna Simsi. Ed ecco la nostra mappa vittoria. Siamo 9-8. Costalunga ha ricevuto il servizio. Agbortavi ha provato Licage a difendere. Simsi Murata. Attacca al centro. Licage. Ci prova. Provato Ferrari. Prende l'asta. 9 pari. Vabbè. Provato l'attacco al centro, difeso Ferrari. Provato anche Costalunga ma difeso Marchesini. Pierobon, difeso l'attacco di Licage. Simsi. Vantaggio Torbole Casaglia. Time out sponsor. In diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 10-9 il punteggio a favore di Torbo e Casaglia. Murata.
un cambio, entra Matilde Zara per Matilde Pignarel. Entra il posto di Matilde Pignarello. 1-19 con le Casale, secondo set. Out il servizio. Matilde. Zara. Ace! 11 pari Matilde Zara, la prima palla ma già al primo punto. Un altro buon servizio di Zara. Marchesini, Vincenzo, Sacco. Ferrari, Zara, attacca, punto della Rotoblast. Palla tocca al soffitto, 12 pari. Ferrari su Licage. Marchesini, giocabile. Zara, questa lunga, ha provato l'attacco, ha difeso Riccardi. Attacco Vincenzo, bell'attacco di Adriana Sensi. A 13. Trucchiello in free ball. Attacca Marchesini. Attacca Marchesini. 14 a 12. Zara, curata, costa lunga da Pamela Licage, che ha cambiato completamente la partita. Licage dal suo ingresso in campo. Petruzziello, ma non è andato a buon fine questo attacco. Forte lunga, però giocabile ancora per Casaglia. Licage prova l'attacco, difeso Piero Bon. Dato Carli. Emanuela Agbortabi. Tutto. Stato vincente. Marchesini. 16 a 13. Oh, attenzione.
Attacco di Cherubini, difeso dalla Rotoblas. Carlotta ha provato l'attacco, ma niente da fare. Attacco con mani out di Corona Marchesini. Pronta a rientrare Bacchin per Monica Cottalunga. Tutto il servizio su Ferrari. Marcello Curata. Aveva Licagio. Licagio proprio entrata. Secondo set sta. Non sbaglio Andrea. È entrata proprio solo nel secondo set, ma sta sfracellando tutto. Ferrari attacca, difeso la Perchia. Provato Marchesini. Rubol concessa. Guarda nel pallone. Lincage attacca, però viene murata. Ancora Lincage. Da Piero Buona mettici la testa. È stata male questa palla. Ancora Lincage. Pacchina difeso Zara. Truziello. Ancora Lincage. Entra Pinarello per Zara. Attende Pinarello nel posto di Matisse. Zara. 19-15. Dopo le Casaglia. Rivale Hitler di Ariana Sinti. 20-13. Scappa via Torbole Casaglia in questo momento. Servizio in rete di Finti. 14-20. Servizio in rete di Petrucchiello. Marta Cherubini al servizio per Torbole Casaglia. Piero Bon. Pinarello. Ferrari attacca. Camilla Ferrari. Madonna. Che fucilata. Non vai con una computer in studio. Di Bacchini. Provato giocabile per la Rotoblas. Era Canevani comunque. Di Thomas. Una Bacchini su Licage. Licage attacca. Servizio di Marchesini su Piero Bon. Pinarello. Fatto Bacchini l'attacco. Brava Camilla. 17.
Setic. 17-23, servizio out di Roma Setic. Attacco out. Set point per Torbolo e Casaglia. Servizio battuto da Licage. Pinarello attacca tipo Licage, perché ha provato Kills, attacco vincente 17-25, uno pari il punteggio e andiamo con gli sponsor e torniamo per il terzo set. Vedete che ricordarono il compleanno. Storia l'ho pubblicata anche la prima della partita. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano, siamo uno pari dopo 2 set di gioco. 15-23 il primo a favore della Rotoblat, 17-25 a favore di adesso mi sta la Monica e messo il doppio palletto, ho visto. Quindi ha chiamato
Dovete fare un cambio subito. Quindi ho fatto uno sull'ottica. Zara non può più fare un cambio con Pinarello o con altri. Perché giustamente il cambio lei potrebbe rientrare per solo per capire. Allora, inizio al terzo set. Ok. Abbiamo riaperto il microfono. Abbiamo cercato di chiarirmi con l'R regista cosa fosse successo prima. Pinarello ha difeso. Attacca Petruzziello, lui non ci ha provato. Ha difeso però Pezzotto. Un volo vincente. 1-0 il punteggio. Allora, vi leggo i punti di squadra. 3 Agbortabi, 4 Costalunga, 7 Petruzziello, 1 Zara, 12 Ferrari, 5 Tomasetic, 32 punti di squadra, 10 su errori di Torbole. Servizio di Petruzziello su Riccardi. Pinarello. 2-0. Allora i punti di squadra: 3 Lumini, 8 Sinsi, 1 Campi, 2 Pieraccioni, 6 Licage, 4 Canevali, 9 Marchesini, 2 Cherubini. 35 punti di squadra, 13 per servizio di Sinti, soprattutto fatto lunga murata, ci mette una pesta Petruzziello, vediamo se la sfruttiamo. Sì! Oh, con la bonita Costalunga servizio. Servizio battuto. Riball concessa da Simsi. Varia attacca, ha difeso proprio Simsi. Chesini a rischio invasione. 3-2. Camilla Ferrari 4-2. Servizio out di Tomasetti 4-3. Costalunga.
Portato la linea. Ace! Tentativo d'attacco di Sims. Sì. Trucchiello ha provato. Trucchiello. Carlotta. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 8-4 il punteggio. Villa Ferrari il servizio. Difeso Pinarello. Carlotta. Ancora giocabile. Sta lunga Riccardi. Pinarello. Piero Bon. Unica controlta. No, ma servizio ancora di Camilla. La Perchia. Team si attacca. Toccare il tetto. Punto numero 6. Punto numero 5, scusate, per Torbole. Andava out. Ferrari. Costa lunga. Agbortavi. Ancora giocabile. E passa l'attacco. Servizio. Flavia Canevali. Battuto. Nove a 6. 9 a 7, scusate. Non è proprio riuscita a colpire la palla Monica. Time out, sponsor.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano, siamo 9-7 a favore di Bolano nel corso del terzo set. Però al servizio c'è comunque Canevari, capitana dell'Itra Storbole Casalvia. Pinarello, Costalunga, palla in campo! Tanto portato Dimissi Bortavia, ci vede una pesta. Monica Costa lunga, attacco vincente di Marta Cherubini, 8-10. Malaperchi al servizio. Tutto. Arriva quasi un ace. Che però si chiude così con Cherubini. 9-10. Ancora è Malaperchia su Ferrari. Carli, ce la posso fare. Carlotta Petruzziello. Carlotta Petruzziello. Piero Bono, Pinarello, Costa lunga, (12-9). Ancora da Carli al servizio. Non si può arrivare. 12-10. Monica Costa lunga, 13-10. Monica Costa lunga al servizio. C'è poco fa del punto e ha retto dell'ace. 14-10. Arianna Tomasetti. Time out sponsor.
Nuova in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 15-10 a favore della Rotoglas. Servizio di Costa Lunga. Il muro quasi vincente. Ci vuole anche quello nella vita. Arianna Tomasetic. A 10. Ancora Monica Costa Lunga. Battuto ancora su Licage. Sotto l'attacco di Marchesini. 15-11. Ho sbagliato. Monica. Rene Campi. Non mi fai una testa di tu. Servizio di Rene Campi. Ferrari attacca. Difeso da Simsi. Marchesini. Pinarello. Ferrari. Poi ha provato Licage l'attacco. Pinarello. Ferrari attacca. Out. (16 a 12). Tomasetic in durata. Ancora Tomasetic. Vincetta. Piazzo di stissa di Marchesini. 17 a 12. Ho sentito il colpo fin qua, io l'ho sentito. Arianna Tomasetic. Ace! Ancora Arianna. Un altro ace! Già 9 a 12. Arianna. Ancora Arianna Tomasetic. Ma tutto stavolta in rete, vabbè. 3 di fila, dai, un errore glielo possiamo concedere, no? 3 di fila, no? Ecco, e fai il video da tutti. Non sarà che è andata bene prima. 20 a 13. Al servizio Marchesini, sì, ho visto bene, sì. Ferrari attacca, difesa di Sinzi. Aperchia. Attacco tentato da Licage, ma difeso Ferrari. Attacca Ferrari, difeso da Severi che è rientrato in campo al posto di Riccardi. Piero Bono a sfiorare il tetto.
Ferrari attacca, ancora Simsi a difendere, la Perchia, Alonetto di Marchesini e Trussiello. La pallonetta ancora Licage. Ferrari, ancora Simsi. Pallonetto, Petrucciello, Pinarello. Cavilla, Ferrari. È esausta Caviglia, Ferrari. Non ha neanche la porta di rialzarsi. Allora entra Alice Pezzotti per Aurora Marchesini ed esce Emma La Perchia per Aletta Lumini. Classico cambio opposto palleggiatore. A 13 punteggio. Servizio di Pinarello su Severi. Ancora Pinarello, Ferrari. Cavilla Ferrari. (22-13). Un cambio pronto, entra Anna Usunova ed esce il numero 11 Flavia Canevali, centrale per centrale qui. Ancora Matilde Pinarello al servizio. Battuto. Prova l'attacco Lumini. Ferrari ha difeso Severi. Lumini in free ball con Costa Lunga a ricevere. Supportabile. Supportabile. Ancora Pinarello al servizio. Fa tutto in rete. Di 3-14. Piero Bon. Camilla! Ah, per come avevi detto sembrava out. 24-14, third point Rotblat. Lumini, mani out. Anna Utunova al servizio, ancora un set point per la Rotoglas. Pinarello. All-out 16-24. Ancora Usunova per Torbole. Pierobon, Pinarello, Carli 25-16. Vince il terzo set. Andiamo con il spot e ritorniamo con il quarto set.
nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano. 2-1 al punteggio a favore della Rotoblat dopo 3 set di gioco. Vediamo i punti di squadra. Il primo è il riepilogo set, 25-23 il primo a favore della Rotoblat, 17-25 il secondo a favore di Torbole e Catania, il 25-16 a favore della Rotoblat il terzo. I punti di squadra: 4 Agbortavi, 12 Costalunga, 10 Petruziello, 1 Zara, 17 Ferrari, 12 Tomasetti, 56 punti di squadra e 11 su errori di Torbole. I punti di squadra di Torbole: 4 Lumini, 10 Sinti, 1 Campi, 2 Pieraccioni, 6 Nicage, 5 Canevali, 13 Marchesini, 4 Cherubini, 45 punti di squadra e 19 su errori della Rotoblat. Però pronto il servizio Camilla Ferrari, battuto out il primo servizio, primo punto per la formazione di Irene Favero, 1-0. Durata, Costalunga, ancora giocabile. Attacca Simsi, Piero Bon, Pinarello. Durata, ancora Simi gioca. Petruziello. No, sono rimasto impressionato perché ho detto ok, la sono così. Emanuela Agbortavi. Agbortavi, battuto su Severi. Aspetta l'attacco di Marchesini. 2-1. René cambia il servizio per Torbole Cataglia. Tutto su Ferrari. Minarello, Tomasetti. Lumini attacca. Lumini attacca. Allora adesso giocherà Lumini in questo quarto set invece che Pieraccioni. No, stavo dicendo che il cambio è che giocherà Lumini al posto di Pieraccioni. Per il resto è la formazione out. 2-3. Carlotta Petruziello al servizio. Lumini Muratta, però ancora giocabile. Petruziello difeso. Pinarello. Chiedono il tocco. Protesta abbastanza decisa di Piero Bon. 4 per un possibile tocco sull'attacco di Costalunga, però noi non siamo riusciti a vederlo quel tocco, però sembrava molto convinta la Piera. Costalunga murata.
Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 5-2 a favore di Torbole Casaglia, che sa che non ha altra scelta che vincere questo set, se no la partita è finita. Una Settig ha difeso Lupini, scusate. Pallonetto la Marchesini, posta lunga. Richiamo di Rissardo richiamo al capitano, ovviamente il classico richiamo per di smetterla con le proteste, no, alla prossima scatta l'avvertimento. Ovviamente la protesta dell'allenatrice Irene Favero era che nella prima murata avesse fatto una portata o una doppia. Non di questo avviso il primo arbitro nel secondo. Pallonetto, tentato la costa lunga che però è stato difeso da Lumini. Attacca Simsi. 7-2. Monica costa lunga. 3-7. Ferrari ha provato l'attacco, Simsi a difendere, Rusiello ha difeso, attacco di Marchesini, movimento di Ferrari, Romini attacca e fallo di seconda linea. Sì. Ha fatto è dato in seconda linea, convinto che ha fatto questo. 4-7, quindi 4-7, 3-8. Torbole, ma era fallo di seconda linea. (4-8) adesso il punteggio. Camilla Ferrari, 5. Arianna Tomasetti c'ha il servizio. Tutto su Simsi. Attacca Simsi. Murato da Pinarello.
Time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Bolano, 6-8 il punteggio. Out il servizio di Tomasetti, 9-6. Marta Cherubini al servizio. Un bel attacco, un bel servizio di Cherubini. Ace di Cherubini. 11-6. Time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Bolano, 11-6 a favore di Torboli Casaglia, che sta provando la fuga per evitare una sconfitta. La Rotoblat invece dovrà cercare di rimontare per provare a chiuderla qui la partita e portarsi a casa 3 punti che per la corsa salvezza al momento sarebbero d'oro. Costa lunga, c'è avuto il servizio di Cherubini. Ferrari in free ball. Lumini. La Persia. Oh, mamma mia, Piero Bon. Disinnescato l'attacco di Simsi. Pallonetto. Sempre 12-6. in rete 30-12. Pinarello al servizio per la Rotoblat. Oh, hit. A 12 il punteggio. Ancora Matilde Pinarello. Tutto su Simsi. Ragazzini. Pinarello. Ferrari. La difesa di
Marchesini era. Ancora Ferrari. Ancora Camilla. Carli! Lotta Petruccelli, la capitana. Ancora Pinarello al servizio. Tutto Marchesini. Sì, giocabile. Ferrari. Basta lunga. Pinarello. Forse un po' era difficile questa per Camilla. Pinarello. Piero Bon. Ferrari. No, no, che sta disinnescato. Sì. Petruccello. Sì. 11-12. Ancora Pinarello. Tutto. Passa l'attacco di Adriana Sinti. 11-13. Servizio. Fuori. 14-11. Vizio su Piero Bon. Petruccelli attacca. Carli 12-14. Carlotta Petruccello. Nella Ferrari. Sì. Ferrari, Pinarello, pasta lunga. Bonita costa lunga. 13-14. Ferrari ancora su Marchesini. Passa l'attacco in mezzo al muro, però c'è la difesa di Ferrari. Monica! 14 pari. Ancora Camilla Ferrari al servizio. Sì. Ancora Camilla al servizio.
15-14. Battuto. 15 pari. Arianna Sinzi al servizio per Torbole Casaglia. Agbortavi riceve Pinarello. Talunga il tetto per poco. Marchesi dall'altra parte. Lumini. Oh! Wow! Peccato Piera, aveva quasi fatto il miracolo. E dovevo urlargli auto perché non la prendevo. La devo in fretta. Palla in rete. Parità di nuovo, 16 pari. Emanuela Eccobortabi. In rete. Ah, mamma mia, che brutto servizio. 17-16. Scusate, stavolta ci stava a dirlo. René Campi al servizio per Torbole Casaglia. Monica. Stava anche Marchesini. 18-16. Inizio out. Inizio out. 17-18. Carlotta Petruzziello al servizio. Domini Murata! Ancora Camilla. Carlotta, scusate. Ancora Alluminio da attaccare. Vero? Fiere e Ari non se la sono chiamata. E questi sono i risultati. La prima regola dello sport di squadra: chiamare la palla. 19-18 per Torbole. È una roba che io ho fatto il calciatore fino a 19 anni. È l'ABC che mi ha sempre detto il mio allenatore dai piccoli amici proprio. Servizio di Rivaggio che ha appena preso il posto nel campo di Torbole Casaglia. Palla giocabile ancora. Murata! Ari! Monica Costa Luca al servizio sul 19 pari. Marchesini. Ferrari. Monica dall'altra parte. Livage. Ancora Marchesini. Oh! Adesso giochiamola bene. Ferrari.
Ma bravissima Piera qua, 2 volte, 2 salvataggi miracolosi. Poi Camilla. Bonino Costa Lunga. Severi. Giocabile ancora Rotoblas. Cami. Difeso Simsi. Marchesini. Questa volta ci arriva. Pari il punteggio. Entra in campo Flavia Cannevali ed esce Marta Cherubini. Pensa che io sono da quando sono in più come la vediamo già fatto il telecronaco. Out 21-20. C'è Carlotta che ha richiesto ancora, è la seconda volta che chiede la rotazione. So, è un po' in tilt forse. È troppo adrenalina, mi sa. Oh! 21 pari. Cannevali, la capitana del servizio. Tutto su Super. Poi 29-21. Servizio. Poi anche fortuna 23-21. Ci vuole anche quella. Mi sa che Luca l'ha finito. È tutto. Pinarello. Attacca Ferrari. Marchesini ha difeso. Pallone. Area di 6 break arriva 24-21. Cambio, entra Chiara Giacomelli per Emanuela Agbortavi. Chiara prende il posto di Emanuela. Camilla Ferrari. A 24. Pinarello al servizio. Pinarello battuto. Marchesini. Costa lunga. Pinarello. Truziello. Simsi. Finisce qua. Va al tie break. Andiamo al tie break sponsor e poi ci rivediamo per il quinto e ultimo set.
diretta dall'arena biancorossa di Volano. Si va al tie break. Quindi un set da 15 punti per decidere chi si porterà a casa 2 punti e chi invece si deve accontentare di un punticino. Allora i punti di squadra, il riassunto dei set: 25-23 il primo, 17-25 il secondo, 25-16 il terzo, 22-25 il quarto e set dispari per la Rotoblast, set pari per Torbole, 2 pari il punteggio. I punti di squadra per un attimo dopo che vediamo il servizio di Camilla Ferrari. Vacca Marchesini, primo punto del Torbole, 1-0. Allora Agbortabi 4 punti, 2 Pinarello, 17 Costalunga, 14 Petruziello, 1 Zara, 21 Ferrari, 13 Tomasetti, 72 punti di squadra e 17 su errore della Torbole. Tra un attimo vediamo anche quelli di Torbole. Servizio di Campi che batte su Piero Bonni. Portabi attacca, non c'è la difesa. E poi non c'è nessun tocco di Boninga, 1 pari. I punti di squadra di Torbole: 8 Lumini, 15 Sipsi, 1 Campi, 2 Pieraccioni, 7 Licage, 7 Canevari, 1 Laperchia, 18 Marchesini, 7 Cherubini. 66 punti di squadra e 23 su errore della Rotoblast. Ecco il riassunto. Pinarello. Ciao Monica! Manuela Agbortabi. Pinarello. Truziello. È andata bene. Nella sfortuna ci è andata anche bene. Che però è durata poco. Aurora Marchesini. 2 pari. Allora 2 pari il punteggio. Marchesini, il punteggio Costalunga. Ferrari Murata. Perché ha schiacciato locali 3-2 invece che giocabile. La rete! La rete! La rete! Vabbè, ragazzi, direzione arbitrale disastrosa oggi, veramente, ma sia da una parte che dall'altra. Vabbè, qua arriverà l'avvertimento a Luca per la protesta, però la rete era nettamente toccata.
Allora, è a lontano un chilometro per la toccata, dai, inutile riguardarla. 4-2 il punteggio. Però Ferrari, Pinarello, anche qua Pinarello ha invaso qua. Pinarello, Ferrari, Trussiello attacca Cialumini, Marchesini. Bene! 5-2. Vabbè, non dico più niente, ragazzi. Mini al servizio. Pinarello, sta lunga. Marchesini, Piero Bon. Out. Di nuovo in diretta, ormai la partita ha preso una piega abbastanza brutta. 6-2 il punteggio per Torbole, che adesso galvanizzata, noi troppo nervosi adesso per via di errori arbitrali. Probabilmente adesso Casaglia andrà a vincere facile, però anche questo è lo sport, ragazzi, bisogna mettersi l'anima in pace. Servizio. Vedo male che dopo ce l'ho data davvero dopo. 3-6. Siamo 3-6. Palla è out. Servizio è out. La lotta per Trussiello al servizio. E passa l'attacco di Canevali. 7-3. Monica ha ricevuto il servizio. Tomassetti di Murata, attenzione, nessuna pesa la capitana. Ferrari e Costalù. Entrambi i capitani, entrambi chiamati. Allora il punto è 3-8, intanto vedete c'è il cambio di campo. Allora punto allora rosso a loro, dato il rosso all'arbitro, quindi diventa 8 loro, 4 a noi, e anzi 9, scusami, credo che abbia dato il rosso ad entrambi, col punto a testa. Allora con il allora è 8 uscite, però adesso è andato il rosso a loro, a Torbole, e il rosso a noi, quindi è 4 noi e 9 a loro. Per un attimo adesso. Vabbè ragazzi, oramai
Dopo 40 anni del corso ci sarà l'MVP della serata, poi l'estrazione dei biglietti della lotteria. Il venerdì la serata è ancora molto lunga all'arena biancorossa. Ok, adesso c'è il cambio di campo. Dici le ha date ad entrambi. Infatti 4-9. Pronto ad entrambi? Però il servizio resta però a loro. Però è da 11 però. Allora, attenzione, è sceso il primo arbitro. Mamma che casino, ragazzi. Io vi dico già, io adesso smonterei tutto e andrei a casa perché è troppo disastroso questi arbitri oggi. No, prima ho visto che l'hanno alzato a Torcore, dopo a Luca. Lato nostro, quindi sulla carta dovrebbe essere, quindi seguendo l'ordine di uscita del cartellino rosso dovrebbe essere servizio a ricomincia. Dai Volano, dai Volano. Scusate la parolaccia, ma veramente. Out il servizio. 5-9. Arianna Tomasetti già al servizio. Tutto in rete il servizio. 10-5. Costa lunga, giocabile per la Rotoblat. Verrà campo. Vabbè. 6-10.
(11-6). E a 12. Ferrari, Cruzello, Lonetti, 6-13. Ormai la partita ha preso la strada di Torbole. 6-13. Emanuela Agbortavi 7-13. Insi, Pinarello, Costa Lunga. 8-13, sì. Ancora Camilla Ferrari, però prima c'è il time out. Sponsor. Nuovo in diretta dalla Arena Biancorossa di Volano, siamo 8-13 per Torbole Casaglia. Camilla Ferrari al servizio, 8-13-8 per Torbole. La Perchia, attacca Lumini, passa l'attacco di Lumini. Match point per Torbole Casaglia. Con tutto il servizio, la palla è in campo. Finisce qua, ragazzi, quinto KO consecutivo per la Rotoblast e purtroppo è andata così, che vi devo dire, è andata male. Prossima giornata, impegno difficilissimo con Lecco e saremo in trasferta sabato 28 alle ore 21 a Lecco. Grazie Silvia Bianchi, non ti ho salutato prima, grazie anche ad Andrea Zeni. Prossima settimana non sarò al commento per un impegno personale, quindi l'appuntamento con me sarà per il marzo, per la partita in casa. A tutti voi l'augurio di una, diciamo in parte, serena notte e speriamo che la Rotova possa riprendersi presto. Buonanotte a tutti.